Il mio nome non è in campo. Ringrazia per la stima e l'attenzione che si è riversata su di lui Achille Variati, già sindaco di Vicenza ed europarlamentare, tirato in ballo come candidato alla presidenza del Veneto per il Partito Democratico. Ma dopo il diniego dell'immunologa Antonella Viola, è Variati, storica colonna dei Dem, a chiamarsi fuori. 70 anni compiuti, non è più la mia stagione, dice. Nel centro-sinistra il confronto dunque continua per trovare un nome abbastanza solido. E questo mentre nello schieramento opposto ci si concentra sempre più sul segretario regionale della Lega Alberto Stefani. Il sottosegretario Massimo Bitonci lo sponsorizza in pieno. C'è un tema legato alla continuità rispetto al buon lavoro del presidente Zaia di questi anni e di tutta quanta la giunta, assessori e consiglieri regionali. C'è un tema molto importante che continuiamo a ripetere, che il centrodestra deve rimanere assolutamente unito a livello nazionale e soprattutto a livello veneto. Non mi risulta che ci siano per ora dei tavoli aperti. È chiaro che la Lega vuole un proprio candidato alla Regione Veneto in continuità con il Presidente Zaia. Si è fatto il nome di Alberto Stefani, del nostro segretario, una persona che ha assolutamente le carte in regola per fare il Presidente della Regione Veneto. Questo però non vuol dire che non ci siano anche altre persone preparate in Veneto che siano in grado di svolgere un ruolo così importante. Il sottosegretario leghista non abbandona neppure l'ipotesi che si riapra il dibattito sul terzo mandato ai governatori e anzi lascia pensare che qualcosa di nuovo possa accadere. Quando c'è l'elezione diretta della persona, la limitazione dei mandati non dovrebbe esserci, perché alla fine sono i cittadini quelli che decidano. Le possibilità ovviamente si restringono sempre più nel tempo, perché ci avviciniamo al momento in cui si dovrà decidere la data delle elezioni ed è una scelta che deve essere fatta in maniera condivisa a livello nazionale. Vediamo se ci sarà un'apertura nelle prossime settimane anche su questo fronte.